Euroregione News. Duo di super fresco, porte chiuse nel Triveneto. Per Codroipo ho sentito le dipendenti e il sindaco Fabio Marchetti. Il titolare ha fatto un concordato di continuità nei nostri confronti e noi adesso siamo a svuotare il punto vendita che poi chiuderà e dopodiché noi andremo in ferie, chi le ha, altrimenti chi non le ha farà l'aspettativa retribuita. In attesa che la riapra insomma. Con questa insegna o con qualsiasi altra esatto. insegna, insomma, Speriamo. basta avere un posto di lavoro. Esatto, sì. In questo momento siamo fiduciose, il nostro è un punto di vendita con moltissimi clienti fidelizzati, quindi abbiamo una clientela che ci conosce da tantissimo ormai, che ci ha supportato anche in questo periodo abbastanza critico. E da circa 6 mesi a questa parte la merce che noi ordinavamo non veniva evasa per l'intera quantità e quindi la merce sugli scaffali ha iniziato a essere sempre meno, mancare anche generi di prima necessità, però nonostante questo molti clienti li abbiamo persi, ma tanti sono rimasti comunque affezionati a noi, al posto, comunque venivano anche a darci supporto e conforto. Io auspico che questo appello possa trovare accoglimento come già accaduto in un recente passato per un'altra crisi aziendale molto simile, per un punto vendita che io conosco molto bene, avendolo frequentato dalla sua prima apertura quando portava un altro marchio ed essendo uno dei tanti punti vendita appetibili di Codroipo. Per la localizzazione dove si trova su una viabilità molto frequentata, forse una delle più frequentate che abbiamo nella città di Codroipo, e perché ha dei numeri importanti in una città dove non c'è una grande distribuzione capillare ma diffusa come giusto appunto Codroipo rappresenta. L'appello è rivolto a tutti coloro i quali vogliano oggi poter rilevare un immobile importante, ma soprattutto dare lavoro a delle maestranze che hanno saputo nel corso degli anni, alcune addirittura dall'inizio, fare di questo punto vendita una delle eccellenze del territorio. Ricordo a tutti che sono tutte mamme, tutte mi hanno ricordato che hanno almeno 2 figli e quindi è una mano che ci mettiamo tutti quanti sul cuore, io per primo a nome di tutta la città di Codroipo, affinché si possa salvare questo momento di difficoltà che io auspico sia passeggero. È strano come delle realtà, ma lo dico questo anche per la stampa che è presente, anche se continua la registrazione, è strano che realtà come queste, che comunque sono a saldo positivo, perché voi penso abbiate avuto il segno più come era all'inizio, come è stato nel recente passato e lo è stato fino a qualche giorno fa, fino a quando non avete dovuto chiudere le serrande, il segno positivo in termini di fatturato, in termini anche di ricavi, perché c'erano le file fuori dalle vostre insegne, fuori dalle vostre porte, anche quando passavo io ogni tanto si vedevano le file di queste signore e signori con i carrelli, clientela ovviamente fidelizzata. È strano, ripeto, che in periodi come questo certe proprietà decidano di chiudere dei punti vendita che hanno dei saldi positivi. Ci sono logiche che non seguono più la realtà del mercato, ma magari quella finanziaria. Noi siamo contrari a questo, vi siamo vicini con tutta la solidarietà che possiamo offrirvi come amministrazione comunale. Dico all'eventuale o agli eventuali acquirenti che volessero acquisire questo punto vendita che l'amministrazione è sempre a disposizione per qualsiasi ulteriore miglioramento possa esserci in termini di appetibilità commerciale. Qui secondo me non serve assolutamente niente, perché è già tutto ok alla bisogna, pronto per essere utilizzato, però qualora ve ne fosse bisogno noi saremmo pronti a fare la nostra parte. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.